Euroregione News. Vacanze 2018, destinazioni da sogno. Per prenotare la vacanza l'importante è scegliere tra le proposte di chi ha la nostra fiducia. Abaco Viaggi ha 20 anni di attività come tour operator, ma sono nati 35 anni fa con i viaggi aziendali. Da Codroi, Polnevio, Padovani e la sua famiglia oggi sono tra i più importanti tour operator del Triveneto, con 180 agenzie che propongono i loro viaggi. In Villa Manin con il Salone Gremito. Avevamo 90 agenzie qui presenti. Domani saremo a Treviso, facciamo altrettanto su quelle che sono le province di Treviso. Abbiamo un'altra novantina di agenzie che ci seguono nella formazione. Seguiamo formazione continua, quindi assistenza e formazione. L'equipe di Abaco Viaggi è formata da 49 persone dipendenti più 80 accompagnatori, di cui 50 lavorano esclusivamente per noi. Non abbiamo mezzi pullman nostri, utilizziamo le maggiori compagnie del Triveneto, più i voli che ci sono per quanto riguarda gli aeroporti principali di Venezia e Lubiana. Il catalogo 2018 contiene diverse novità, contiene 3 linee anche nuove. Uno si chiama Capitali à la carte, dove siamo i primi in Italia ad abbinare quello che può essere un tour guidato delle capitali, lasciando 2 giorni di scelta fra alcune escursioni sempre assistite da noi sul territorio. Abaco Click, che è per quelli che sono un pochino più appassionati di fotografia, e quindi con un fotografo professionista andiamo a cercare gli angoli dei paesi, delle città, dei borghi o della natura più caratteristici, aspettando l'ora giusta e la luce giusta per fare delle fotografie, quindi per migliorare anche le tecniche che abbiamo. Non è fatto per professionisti, ma è fatto per tutti quelli che amano le fotografie. Natura Abaco, lo dice da solo, sono viaggi nella natura dove andiamo a fare escursioni in bicicletta, escursioni trekking eccetera, alla portata di tutta la famiglia, quindi sono facili, non sono anche questi per professionisti, ma sono fatti per tutti quelli che vogliono il contatto diretto con la natura. Altra cosa, novità, abbiamo quello che può essere la mescolanza fra mare e natura. Visitiamo le isole più importanti di tutto il Mediterraneo, dalle Tremiti alle Eolie, alle Lipari, a Malta, Creta, Cipro, Elba, la Sardegna, e facciamo questi tipi di tour da più giorni durante tutta l'estate. Abaco Viaggi sta aumentando sempre più, sta aumentando come fidelizzazione. L'anno scorso abbiamo avuto l'82% di fidelizzazione dei clienti, quindi repeat dell'anno precedente. È in assoluto il più alto tasso di repeat che ha qualsiasi tour operator in Italia, dove non si arriva mediamente, confrontandoci anche con i grandi tour operator, a percentuali oltre il 40-45, noi siamo all'82%. E quindi il miglioramento che dobbiamo fare in questo momento è cercare di migliorare tutto quello che è lo standard dei clienti, alzando il target di quello che è soprattutto la ristorazione, andando a migliorare tutte quelle che sono, per esempio, una delle problematiche che ci sono, che dobbiamo ancora metterci bene in riga, sono la ristorazione. In alcuni casi abbiamo una buona ristorazione, ma la stiamo migliorando, ma soprattutto quello che sono le problematiche che generano oggi i single, chi viaggia singolarmente, e le baby family. Le baby family è un nuovo target di persone che viaggiano, che hanno o persone separate o persone che dividono le vacanze, quindi mamma con i genitori, nonno con i bambini e tutte queste cose qui, e quindi dobbiamo andare ad affrontare con tutti i nostri fornitori queste nuove categorie. Se vuoi andare al caldo ti porterei sicuramente a Cipro, che è un'isola che in sé 2 nazioni in una, un territorio molto complesso a livello culturale, a livello di attualità. C'è l'ultima città occupata d'Europa e un mare stratosferico, la storia ellenica da scoprire, siti archeologici proprio a picco sul blu e sull'azzurro del cielo, stupendo.
Io personalmente proporrei, visto che ci stiamo avvicinando all'estate e la nostra linea di tour legati al mare sta piacendo tantissimo, un tour cultura, mare, da viaggiare con le scarpe da ginnastica e l'asciugamano in spalla, in Sicilia ad esempio, il nostro tour delle isole Egadi, oppure il tour delle isole Eolie, oppure ancora la Sardegna con le isole della Maddalena, oppure ancora il Sud Italia, la Puglia con le isole Tremiti. Novità del 2018, avremo anche la Toscana con una giornata meravigliosa in barca all'isola del Giglio e all'isola di Giannutri. Io invece vi porto in quella che è la nostra nuova linea Abaco Click, dedicata a chi ama la fotografia o chi ama vedere delle destinazioni in un modo un po' inconsueto, con degli scenari proprio adatti ad essere fotografati. Abbiamo 3 itinerari: andiamo nel Salento rurale, andiamo poi nella zona del Belgio e poi come ultimo itinerario le Langhe in quello che è proprio il periodo più bello per le immagini e le fotografie. E poi vi porto nella nostra nuova destinazione lungo raggio, che è il Sudafrica. Un mondo in un solo paese, credetemi, è proprio così quando ci andate. Per cui la città di Cape Town con tutti i suoi dintorni, e con un volo interno andremo poi al Parco Kruger per immergersi in quella che è la natura con gli animali di questo grandissimo paese. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.